La bambina non è ospedalizzata, è a domicilio, le sue condizioni di salute sono soddisfacenti, controllabili comunque con la collaborazione anche del pediatra di base a domicilio. La piccola al momento avrebbe solo sintomi lievi del Covid-19 non preoccupanti, ma quanto accaduto ha immediatamente fatto scattare il protocollo con la chiusura del centro estivo organizzato all'interno dell'istituto Ida Tonolli, il più grande di quelli presenti a Sandrigo, con un'ottantina di bambini. Un caso che di fatto potrebbe fare da pretesta a quanto potrebbe verificarsi in autunno e alla capacità della macchina organizzativa di rispondere. Il centro, intanto, è stato appunto chiuso da 2 a 5 giorni, il tempo necessario alla sanificazione della struttura, mentre è partita l'indagine epidemiologica volta a rintracciare i contatti più stretti con la piccola. Abbiamo già posto in isolamento i familiari stretti, naturalmente tutto il nucleo familiare e il piccolo gruppo giochi di bambini che erano più a stretto contatto con il caso indice. Abbiamo già avviato tutti questi primi contatti, circa una ventina di persone, a tampone urgente e i prossimi giorni avremo i risultati. L'ultimo giorno di presenza della bambina al centro estivo risale al 7 luglio, mentre la notizia della sua positività è arrivata solo nella serata scorsa, lasciando sorpreso anche il primo cittadino di Sandrigo, che peraltro mette in evidenza un nuovo aspetto che sta emergendo. Fino ad oggi erano segnalati solo i casi positivi, che poi si negativizzavano, adesso vengono segnalate anche le sorveglianze attive e passive. Ecco, da un po' di tempo noto, penso anche i colleghi, un certo aumento di questi nominativi. Rilevare queste persone che vengono notificate con il segnale di viaggiatori. Ecco, io vorrei capire questi viaggiatori, questi viaggi, se sono viaggi di piacere, se sono viaggi di lavoro, viaggi di necessità. Perché se poi per caso di riflesso portano a queste conseguenze, cioè con la reintroduzione di nuovi casi, la cosa chiaramente è deleteria.